Go. Antonio Cerbone e Junior Cerbone. Antonio, l'aritmetica dice che avete vinto il vostro girone. Sì, può darsi anche che abbiamo vinto il girone, però stasera non abbiamo giocato, quindi per me è nulla la partita. Antonio, questa De Colores che fino all'ultimo vi ha messo in difficoltà, ti ha impressionato? Sì, è una buona squadra, però bisogna vedere per le prossime partite. Noi aspettiamo la Champions, poi non lo so. Quindi non vi nascondete più, vincendo il girone punterete anche al torneo. Vincendo il girone penso che è matematica che dobbiamo lottare per la Champions. Poi tutto può essere. In bocca al lupo. Previ. Vincenzo Lucci De Colores. Vincenzo, questa sera avete messo in seria difficoltà la capolista. Si dice capolista perché aritmeticamente hanno vinto loro il girone, però in campo sembravate voi stasera la capolista. Sì, è vero, anche se noi abbiamo giocato con tutti i difensori e un portiere squadra. 4 difensori e un portiere, però ce l'abbiamo giocata con il cuore e lottiamo sempre. Siete andati pure in vantaggio, forse nella fase conclusiva della partita avete sprecato troppo perché meritavate di più questa sera. Ci mancava un attaccante. Anche se qualcosa Rizzoli ce l'ha tolto, però va bene così. Vincenzo, l'assenza di Fabio Leone quanto ha inciso? Niente, noi siamo più forti, anche se capitano. Forse è meglio senza Fabio Leone. No, ci dà forza, se no gioca però ci fa un piacere.